stasera mi metto in mezzo perché evito di essere chiamato domani in giudizio per torcicollo da quelli del lato, no? Sono tutti... così adesso vi faccio fare a voi. Beh, è un piacere essere qua stasera con voi in questa sala molto affollata, molto capiente, per parlare di democrazia diretta. Ecco, grazie. Democrazia diretta, punto fermo. Democrazia diretta. Il tema è amplissimo ed è un tema che però si coniuga molto bene, si coniuga direttamente con quello che noi abbiamo fatto, stiamo facendo e vogliamo fare anche nei prossimi tempi per realizzare un obiettivo. Avete sentito parlare molto di autonomia con riferimento a dati e situazioni normative vigenti. Io invece sto puntando, e spero che voi siate con noi, alla indipendenza. Però per compiere il progetto dell'indipendenza con la responsabilità di cui si parlava prima, bisogna sapere dove ci troviamo oggi. Dove è fallito il progetto di autonomia? Dove sono falliti tutti i progetti di cambiamento istituzionale che si chiamavano federalismo, devolution ed altro? Falliti! Se c'è qualcuno che poi vuole intervenire, io sono ben lieto di confrontarmi, ma credo che ormai nessuno più versi nel dubbio che quei progetti che parlavano di autonomia non solo sono falliti, ma si sono visti interpretati nel senso opposto, come diceva prima bene Gianangelo Bellati, che lo Stato sta negli ultimi anni e negli ultimi mesi, direi addirittura negli ultimi giorni e prossimamente ancora di più, accentrando in modo deleterio, in modo folle, in modo irresponsabile tutti i poteri a Roma. Quindi è tempo perso, è tempo vano parlare di autonomia, di pensare di cambiare la nostra sorte, il nostro futuro, lavorando, cesellando, proponendo soluzioni di adattamento del sistema per maggiori forme di autonomia. Non c'è più quello spazio. Se ne facciano una coscienza e una riflessione tranquilla quelli che ancora residualmente ci credono, ormai quello è uno spazio senza possibilità di essere percorso. Quindi l'indipendenza. L'indipendenza attraverso l'esercizio della democrazia diretta, questo è il bello. Chi ha letto il mio saggio sull'autodeterminazione, c'è una pagina che mi piace molto nelle riflessioni che ho fatto, perché mi è venuta spontanea dopo tutte le letture che ho così cercato di realizzare per scrivere qualche capitolo in modo decente. È quello della democrazia procedurale. Ricordatevela sta parola qua. Io cito sta cosa, ci dedico poche righe, in realtà vorrei scrivere un libro sulla democrazia procedurale, perché è l'espressione somma della democrazia diretta, della democrazia che cambia il sistema, cambia le regole mentre le sta scrivendo. È il massimo della democrazia, è il supremo momento della democrazia. È la democrazia procedurale, cioè cambia anche le leggi nel mentre sta prospettando e progettando il cambiamento. Questo è un tema che in Italia ha solo dei sordi, cioè neanche a pensarlo. In altre realtà del mondo si può parlare di democrazia procedurale. Da noi è una bestemmia, blasfemo parlare di democrazia procedurale, però vedrete nei prossimi tempi questo concetto come troverà sempre più adattamento e troverà consenso presso la gente. Ma veniamo alla democrazia diretta. Perché mi ha fatto molto piacere l'invito a questa sera a parlare di democrazia diretta. Democrazia diretta, punto fermo. Questa associazione che ha messo in piedi questa serata straordinaria. Perché vedete, come accennavo prima, l'indipendenza è un atto di democrazia. Quindi chi ostacola con varie iniziative, con varie scelte, con varie ragioni, tra virgolette, con varie considerazioni, il percorso
di autodeterminazione del popolo veneto in prospettiva dell'indipendenza è uno che non ama la democrazia, non la conosce quantomeno, o non la vuole rispettare se la conosce. Vedete, noi abbiamo come Movimento Indipendenza Veneta nell'arco di questi 2 anni dato all'Italia e alla regione, alle istituzioni venete in particolare, la prova di cosa è un atto e una scelta, un comportamento di democrazia diretta. Voi probabilmente, molti di voi, che hanno contribuito e collaborato a sostenere, cominciando dalla risoluzione 44, atto nato fuori dal Consiglio regionale, tra la gente, un'affermazione di principio sul diritto di autodeterminazione che riprendeva la mia vecchia risoluzione del 1998, che la rilanciava e con la conclusione impegna formalmente il Consiglio e la Giunta regionale ad adottare atti concreti al fine di dare attuazione a quel diritto. Non è stato fatto nulla, però è stata approvata. Guardate che è un passo importante. Se voi andate a vedere tanto in regione le iniziative che vengono dall'esterno quanto al Parlamento italiano, le proposte di legge di iniziativa popolare hanno una percentuale di approvazione pari allo 0, c'è scritto nella Costituzione la proposta di legge di iniziativa popolare, ma l'attuazione è 0, praticamente non esiste. Abbiamo fatto approvare, venendo a noi in Veneto, la risoluzione 44 dall'esterno, gliel'abbiamo scritta noi, gliel'abbiamo portata là, con fatica, sulla pressione, con le firme, le lettere ai consiglieri regionali. Sapete quanto è stata efficace quell'idea, quella geniale intuizione? Mandare le lettere ai consiglieri regionali per dirgli: guarda che c'è questa iniziativa, cerca di sostenerla. La paura di perdere la sedia li ha resi più sensibili, non importa, ma alla fine l'hanno votata la risoluzione. E poi l'atto più coraggioso, più impegnativo, più importante, più serio, che oggi è attualità, quella che è andata, come diceva bene Michele prima, è andata a finire nel cassetto perché hanno paura della democrazia, sembra incredibile. Tutte le carte più importanti della Costituzione, gli atti internazionali parlano di democrazia, difesa della democrazia. Un politico che non parla di democrazia non è neanche un politico, però la democrazia è una realtà sconosciuta, inattuata, calpestata, che viene dopo di tutti quelli che si chiamano interessi e lobby. Allora, dopo la risoluzione 44, che atto di democrazia diretta abbiamo fatto dall'esterno del Consiglio regionale? Abbiamo scritto a più mani, con la collaborazione di 6 illustri giuristi, la proposta di legge 342, che è diventata la legge 16 il 12 giugno dell'anno scorso ormai. Anche quella proposta di legge è una proposta di legge di democrazia diretta che viene dai cittadini, viene dall'esterno delle istituzioni, viene dalla base, da chi vuole il cambiamento. Badate bene che è stata approvata il 12 giugno solo per una ragione ben precisa, perché sostenuta dall'approvazione, qui abbiamo dei sindaci, di ben 182 consigli comunali del Veneto. Fategli un applauso. Se non c'erano quei sindaci, se non c'erano quei consigli comunali, se non c'erano quindi quei cittadini, le prime istituzioni, le più importanti istituzioni che sono le nostre comunità, le nostre municipalità, mai, ve lo garantisco, mai il Consiglio regionale avrebbe approvato quella legge, mai. 182 consigli, 4 consigli, 182 consigli comunali, 4 consigli provinciali, gli altri non potevano votare perché erano in fase di dismissione, che comunque quelli che hanno votato rappresentavano 3.550.000 cittadini. E poi, se mi consentite, la gioia più grande è che abbiamo raccolto in questo percorso tra risoluzione 44 e legge 16, grazie a moltissimi di voi, lo so,
oltre 100.000 firme. La democrazia diretta è questo, 100.000 firme. D'estate, d'inverno, col gelo, col caldo, vero Violica? Qui c'è una signora che ha un nome, tra l'altro, che si capisce che viene dall'estero, no? Che con la bambina e col marito si merita un applauso tutte le domeniche a fare il gazebo per raccogliere le firme. Quella è militanza, e cito la Violica per citare tutti gli altri che con lei, che sono migliaia e migliaia di nostri iscritti, che tutti i giorni in cui è possibile, anche i giorni feriali, oltre al sabato e la domenica, raccolgo di firme. Altro esempio di democrazia diretta, la legge 16. Un esempio importantissimo. Michele lo diceva prima, che quando è stata votata il 12 giugno non è che si sia concluso l'iter di una scelta politica, ecco, questo è il ragionamento sul quale vorrei intrattenermi. È stata subita pesantemente, perché voi, è bene che io lo ridica ancora, se qualcuno ascolta soltanto qualche televisione compiacente, che l'11 di giugno, il giorno prima, io ho avuto un battibecco con una figura importante del Consiglio regionale che diceva: basta con questa proposta di legge, non che sei i numeri, non rompere. E io avevo invece nel taschino qua, avevo un foglietto con tutti i nomi dei 18 consiglieri regionali che facevano che erano quelli decisivi per l'approvazione o no. Avevo messo da una parte quelli che sapevo essere già contrari, quelli del PD, che addirittura minacciavano di uscire, avevo messo dall'altra quelli certi perché trascinati dalla situazione, che erano già favorevoli, e in mezzo c'erano 18 incerti. Li ho chiamati per 3 giorni, ogni giorno uno a uno, e il giorno 11 avevo detto, qua c'è Michele, c'era Cesare, eravamo una squadra a presidiare il palazzo, ci sono da 29 a 31 voti. Questo gliel'ho detto anche a Luca Zaia, ma lui diceva: ma no, no passa, o non te a voi. Perché, vedete, ma questo non è una critica, questa è una fotografia della realtà. Guardate bene, non sono qui a dispensare giudizi, però la politica è fatta di conoscenza dei problemi e degli uomini che i problemi devono cercare di risolvere. Se uno non ha la forza, non ha il coraggio, non ha l'impegno politico, in una realtà drammatica come questa, i sindaci poi ci diranno le loro esperienze, deve fare solo una cosa: spostarsi, mettersi a lato, lasciare che altri portino avanti un impegno così importante E quindi diciamo le cose come stanno. La democrazia diretta è un impegno enorme, ci vogliono grandi idealità, ci vogliono uomini impegnati, ci vuole una squadra protagonista del cambiamento, consapevole e responsabile, che ha nelle proprie mani la possibilità di veramente di invertire il percorso della storia. Bisogna crederci, bisogna crederci. Ora stasera io non vengo a illustrarvi le ragioni della percorribilità e praticabilità del progetto, perché quello immagino lo sapete già, abbiamo detto in 1000 incontri, l'abbiamo spiegato, l'abbiamo scritto anche nel libro e in altre parti. Credo che sia dato per scontato che se può fare, no? Famosa frase, ormai sono stufo di sentirmela dire, non si può fare, ma avete capito che si può fare? Avete capito che quando è stata posta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge 342, andateveli a vedere i giornali, andate in un'emeroteca, in una raccolta di giornali, nella biblioteca che le ha, e andate a vedere i giornali dell'anno scorso, di questo periodo, quando la legge è andata per 4 volte in discussione. Qual era il tema? Il tema era: oh, state attenti, perché se discutete, se poi la approvate, scappate immediatamente. Articolo 126 della Costituzione, viene sciolto subito il Consiglio regionale. Ma guardate che hanno scritto per giorni, settimane e settimane. Quando io contattavo i consiglieri regionali a tutti i livelli erano terrorizzati.
Morosini, ma ti mi garantisci che ti scioglie il Consiglio regionale? È il 126 della Costituzione, ho letto. Questo era il modo di porsi. Ma vi capite che questi sono stati minacciati nella loro libertà, sono stati in qualche modo costretti a confrontarsi con una prospettiva che era la minaccia di scioglimento del Consiglio regionale, che poi, quando è stata votata la legge, qualcuno a Roma ha messo in moto il meccanismo per dare attuazione all'articolo 126 della Costituzione? Qualcuno è in grado di rispondermi? Nessuno. Allora, quando si diceva sta cosa qua e per giorni sulla stampa autorevoli costituzionalisti, esperti, politologi, commentatori di tutti i tipi, che tutti i giorni puntavano l'argomento, i consiglieri poveretti, trovi uno come Ruffato che è un bravo uomo, però no, e dici mi scioglie, mi scioglie. Guardate che io ho rispetto umano, io voglio bene anche a Clodovaldo, siamo quasi a casa sua, anzi doveva essere qua stasera, se era un cavaliere che accettava la sfida era qua, gli davamo anche la parola e poteva raccontarci, questo è il paradosso, poteva raccontarci la verità di questi episodi. Io sono convinto, siccome una persona schietta, che avrebbe confermato, direbbe, mi permetto di interpretarlo, Alessio, te hai ragione, perché avevo paura. Che avevano tutti paura, perché questo era il tema, lo scioglimento del Consiglio regionale. Io mi ricordo che gliel'ho spiegato, ho detto, ragazzi, dico, avete ragione anche di considerare tutte le opinioni, ma in Italia, Gianangelo può darmi una mano, c'è una regione, la Calabria, che ha i bilanci orali, non i fogli, i pizzini, orali. Hanno sciolto mai il Consiglio regionale della Calabria? Col 126, neanche avviata la procedura, ma andiamo un po' più a lato, in Sicilia. Gli ultimi 3 governatori della Sicilia sono in collegio. Avete capito? Io non dico mai galera. Questa è la realtà. E qualcuno si è pensato di attivare la procedura di scioglimento del Consiglio regionale con l'articolo 126 della Costituzione? Mai. Ora, nel Veneto poi la cosa, noi scherziamo perché a volte bisogna prenderla con un tono canzoniero questa cosa qua, perché se la prendi sul serio sarebbe da battere un pugno sul tavolo. In Veneto con la legge 16 abbiamo esercitato, intendiamo esercitare, eserciteremo un atto di democrazia diretta. Che poi non è altro che la democrazia diretta, non è altro che la libera manifestazione del pensiero. È la libera manifestazione del pensiero, articolo 21 della Costituzione.